Allora devo dire che io ho diviso in questo modo qua. Un posto lo lascio qui per una lavorante. Un posto sì, un posto no. Dopodiché vado qui e penso che ci sia la distanza di 2 metri. Poi vado qui l'altro posto e poi vado all'altro posto ancora che anche questo ha la sua distanza. Il locale quanti metri quadri? Il locale quasi deve essere 78, 70, 80 metri quadrati, perché poi ho anche lì, vabbè, 80 metri quadrati. E come ingressi? Sia un Come ingresso? ingresso 2 ingressi io, cioè 2 porte d'entrata. Mi faccia vedere. Sia questa che posso fare l'uscita, una volta che la cliente paga qui alla cassa, e una cliente può entrare di là dall'entrata principale. E per l'ambiente, per sanificare l'ambiente? Per significare l'ambiente, per il momento, c'ho quello che l'avevo già per conto mio, che è molto valido, poi c'ho anche sterilizzatore, che ho sempre sterilizzato già prima di questo, le mie forbici, ma sono in attesa che arrivi un sterilizzatore per le spazzole, pettine e forbici, che ho già ordinato. Ho le mie asciugamani un monouso, chimone monouso, ho mascherine, ho guanti, sono tutti i disinfettanti del mondo. E quindi qual è la sua richiesta? La mia richiesta è quella che se ci lasciano, se c'è tutto questo, che vengono pure a controllare, può venire qualcuno a controllare l'ufficio igiene chi vuole, e dopo che ci diano l'ok per poter aprire